tale per cui la tua discesa in acqua sia quanto più verticale che orizzontale. Ti rappresenti l'asse simmetrica del tuo corpo in modo che la spinta della gamba sinistra corrisponda alla spinta del braccio destro e viceversa. Attento alla rotazione del collo, perché tutte le volte che avrai la posizione perpendicolare al pelo dell'acqua devi espirare, parallelo al pelo dell'acqua devi inspirare. Ora tu ti butti e affondi. Ci siamo? È chiaro? Fortunatamente sono già un discreto nuotatore, ma se no perché? Garantissimo. Perché? Se non lo avete capito mi arrabbio con me che non ve l'ho spiegato bene. Perché? Perché il dominio con cui io ho esercitato la funzione motoria è un dominio che si basa sulla memoria verbale, quella di Dean sulla vetta della torre antica. Ci siamo? Può la memoria verbale plasticizzare la zona del cervello che gli controlla il motorio? No, perché sono strutture differenti. Ma poiché il cervello è tanto plastico, ce la può fare da solo, con un enorme dispendio di fatica, neuroni che muoiono, poi voi volete che il cervello si dimentichi gli errori che ha fatto, se li tiene tutti, perché ci sono morte centinaia di cellule. Che tragico. Abbiamo l'80% di persone che non sa fare i calcoli perché? Perché? Perché abbiamo plasticizzato a parole. Le parole non sono adatte all'insegnamento di questi meccanismi, non sono le definizioni e le etichette. Allora guardate qua uno dei primi falsi positivi della mia vita, cioè dei bimbi che sembravano discalculici e non lo erano. Come procedi per le moltiplicazioni scritte mi diceva così: metto in colonna giusto, poi faccio il primo numero sopra per l'ultimo numero sotto. No, ho sbagliato a dirti. Il primo numero sopra delle unità per il primo numero sotto, il secondo numero sopra per i numeri sotto e così li consumo tutti quelli sopra. Quando li ho finiti faccio la stessa cosa con il secondo numero di sotto e così via fino a che li ho finiti tutti di sopra e di sotto. Tiro il segno, quello lì di risultato e faccio l'addizione. Mi pare che non ti ho detto che devo stare attento a incolonnare bene, se no i numeri non vengono giusti. Allora, quando lui mi ha dato questa procedura, io mi sono messa a controllare tutti i libri e i sussidiari e vi chiedo di farlo. E voi vedrete che tutte le strategie per la cognizione numerica sono insegnate attraverso procedure verbali messe in memoria. E se già quelle per la cognizione numerica traballano ma ce la fanno, quelle per la geometria annaspano. Insegnare la geometria attraverso definizioni verbali sarà un risultato dopo che la cognizione regge. Quindi che cosa succede? Succede che tantissimi bambini plasticizzano l'errore, cioè rendono stabile nella funzione cognitiva il percorso sbagliato. Rendendolo stabile, nella maturazione cerebrale il cervello stabilizza le funzioni, anche coloro che non dovrebbero avere disturbi d'apprendimento cominciano a avere stabilizzazioni di fatiche simili a disturbi. Sono riuscita a spiegarvi il 20% di bimbi che non ce la fanno? Sto cercando di ragionare su che cosa dirvi, perché sono troppe le cose e non vi voglio tornare un attimo al discorso dei regoli incolore. Abitano qua. Ok? Vicine a una zona che si occupa della fonologia. Vedete? Proviamo. Vi ho detto le dita, nei piccolissimi. 3 per 0, 0, 3 per 1, 3, 3 per 2 fa 6, 3 per 3 fa 9, 3 per 3...
4 fa 12, 3 per 5, ci siamo? Non lo reggo io. Cosa sto adoperando? Sto adoperando un meccanismo di memoria fonologica per reggere reiterazione di quantità. Ci siamo? Allora, se 6 per 6 fa 36, 7 per 7 farà 47. Perché strategia fonologica con strategia fonologica, ciechi al numero, ci siamo? Cioè, ripeto, non vengono mai, si appiccicano insieme ad altri che sono sbagliati e li ripeto un po' giusti, un po' sbagliati, un po' giusti, un po' sbagliati. Ad un certo punto il cervello non sa più quale è giusto e quale è sbagliato, perché il neurone è stato tracciato da troppi errori. Mi riesco a rendere? Tracciato da troppi errori. Quindi più noi esercitiamo in assenza di controllo cognitivo, più noi mettiamo in memoria e stabilizziamo errori che il bambino non controlla più. Si chiamano errori intelligenti. Allora, riassumiamo. L'intelligenza numerica esiste, è innata, è potentissima, riguarda il dominio di quantità e ha i processi di sinergia in termini di plasticità nei meccanismi viso-spaziali. Perché così tanti bambini non ce la fanno fin dai primi anni della scuola elementare? Il primo perché nei primi 5-6 anni di vita noi non esponiamo affatto questa intelligenza al potenziamento educativo. Arrivati a scuola, secondo perché le didattiche che noi adoperiamo sono didattiche che non sono isomorfe, adoperando un termine matematico, ai processi di apprendimento. Soprattutto noi adoperiamo delle didattiche basate sui meccanismi fonologici, che sono meccanismi della cognizione verbale che non hanno nulla a che fare con i meccanismi della cognizione di quantità. Fin qui? Resistete ancora un po'? Allora facciamo il passo successivo. Il passo successivo, dove lo andiamo a fare? Sugli errori intelligenti che fa la scuola elementare. Ci sono insegnanti di scuola dell'infanzia qui? Sapeste quante cose meravigliose potete fare? Sapete dove evolvono le mani? Abbiamo detto che questo è il meccanismo che consente il conteggio fin dai primi anni di vita. Arrivati a scuola, la scuola le usa le mani? Gli altri insegnanti che incontro ogni tanto le tolgono le mani. Sapete cosa evolve? Volete vedere? 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2, 3, 6, 9, 12. Ci siamo? Sulle dita evolvono le tabelline in regressione e progressione. Attenti, regressione e progressione. Allora, vi racconto una nota che ho preso. Un giorno mio figlio è arrivato alla tabellina del 4, io non faccio niente di matematica con Gabriele, sappiatelo, prima che mi cominciate a dire le sue maestre, niente. Io non so quasi nulla di quello che lui fa in matematica. Arrivati alla tabellina del 4 e arrivati al 4 per 5, quando si passava al 4 per 6, la sua memoria fonologica cedeva le ali. Quindi era preoccupato e quella mattina mi ha detto: ho visto mamma, fa così, scrivimi 1, 2, 3, 4, 5, poi sul mignolo 6, 7, 8, 9, 10. Perché Gabriele? Perché sotto scriviamo 4, 8, 12, 16, 20. Quando la maestra mi dice 4 per 6, tanto era bella questa strategia che io subito gliel'ho scritta e sono andata nei
centri di ricerca dove facciamo potenziamento, l'ho insegnata a tutti gli operatori. È venuta fuori che adesso noi plasticizziamo le tabelline in centinaia di bambini l'anno e rimuoviamo, non vi dico gli errori che troviamo, ma mio figlio e io abbiamo preso una nota, perché la maestra ha visto bene di rimproverare entrambi perché adoperavamo una strategia non insegnata in classe. Allora, questo è giusto, però allora io vorrei che la scuola studiasse le strategie che sono efficaci e a basso dispendio cognitivo e soprattutto non dannose, perché altrimenti come ne veniamo fuori? Poi se sono bambini che comunque sono in grado di farcela, ne vengono fuori bene. Se sono bambini che sono ad alti e bassi, rischiano come Francesca. Se sono bambini che senza scuola che li aiuti non ce la fanno, rischiano di andare sotto soglia cognitiva. E quindi, allora, questo esempio mi serve per entrare nel discorso degli errori intelligenti. Portate pazienza che è l'ultimo che vi faccio e non entro nel discorso della discalculia perché ve la evito, ma degli errori intelligenti sì, cioè errori che il sistema compie perché intellige, ma intellige attraverso un processo diverso. Quegli errori lì, che si chiamano di dettato di numeri o transcoding, scrivi 103 e il bambino scrive 103, scrivi 124, 124. Se voi andate a guardare nei quaderni, sono pieni di questi errori, anche alle scuole medie e anche alle scuole superiori, per determinati tipi di esercizi. Da dove nascono? Guardate, c'è chi li diagnostica come discalculia, ma è perché non ne sa nulla. Da dove nascono? Se io insegno i numeri come insegno le lettere, A di ape, B di banana, attenti cosa fa la fonologia. Asciugamano come si scrive? Asciuga, mano, ci siamo? 123 come si scriverà? 123. Quindi se io adopero il sistema fonologico invece che il sistema numerico, quello non è un errore. È chiaro? Quindi se ho insegnato n anni le strategie verbali, mi devo aspettare che questi errori verbali accadano, perché vuol dire che il cervello ha appreso bene. Come ve l'ho detta? Andiamo avanti. Vi mostro errori che sono proprio, dopo vi devo spiegare unità, decine, centinaia in blu, in rosso e in verde, tenetelo a mente che se me lo dimentico faccio un danno. Ricordatemelo. Andiamo agli errori di messa in memoria, soltanto così a volo di rondine. Se un giorno volete venite al Nevegal, imparate come si fa a eliminarli e aiutate generazioni. 34 per 2 uguale 36. Questo errore è un errore tipicamente viso-spaziale, cioè il bambino ha scambiato il per la strategia della più, perché questi occhiali messi così, messi così, messi così, cambiano? No. Invece il segno più orientato diversamente nello spazio cambia di significato e cambia di procedura. Ci siamo? Cosa succede di questo errore? Tipicamente questo errore viene fatto esercitare, cioè l'insegnante e la mamma fanno rifare operazioni di moltiplicazione senza modificare la cognizione della direzione del segno. Ci siamo? Che succede di quell'errore? Succede che si trasformano in errori di questo tipo, cioè errori misti. 27 per 15 uguale 55, 7 per 5 35, scrivo 5, riporto di 3, 2 per 1 2 più 3 fa 5, ci siamo? Il bambino mescola metà errore dell'addizione e metà errore della moltiplicazione.
Se noi continuiamo a farli esercitare dando operazioni di calcolo scritto senza modificare l'errore viso-spaziale, il cervello continuerà per anni a mantenere confuse le due procedure. Mi sto spiegando? Bastano poche ore in cui si riorganizza la strategia viso-spaziale che... Andiamo avanti. 27 per 3, 621. 7 per 3, 21. 3 per 2 fa 6. Strategia fonologica. Andiamo. 322 meno 36 uguale 314. 6 meno 2 fa 4. 3 meno 2 fa 1. Numero grande meno numero piccolo. Dentro la stessa colonna. Ci siamo? Gli errori hanno sempre un senso cognitivo, non avvengono a caso e non avvengono perché i bambini sono distratti, avvengono perché si è plasticicizzata male la direzione del verso cognitivo. Se l'insegnante, la mamma, sa vedere il processo e lo demonstruens subito, l'errore non si stabilizza. Ma poi soprattutto quello che vi invito a notare è: c'è controllo dell'errore? No. C'è cognizione di quantità? No. Li addestriamo a che cosa con ore e ore di calcolo scritto noi? A cosa li addestriamo? A procedure messe in memoria. Sapete invece, ve lo dico perché il tempo è poco, devo dirlo così e vi fidate, sapete dove evolve l'intelligenza numerica? Dai 6 anni in poi? Così come maturazione evolve nel calcolo a mente, non nel calcolo a scritto. Se la scuola vuole evolvere l'intelligenza di quantità, sapete cosa deve fare? 5 minuti di calcolo a mente tutte le volte che fa matematica. Senza il calcolo a mente l'intelligenza numerica è spenta, è senza suo dominio. Volete migliorare la vostra intelligenza numerica? Vi dico come dovete fare. Giocate mentre camminate, perché il sistema della successione vi aiuta, a combinazioni di numeri. 7 più 3 meno 2 più 4 più 11 diviso 2 più 3. Giocate da soli a combinazioni di numeri e dopo 15 giorni mi scrivete una mail. Vi accorgerete che il vostro cervello ha modificato la vostra cognizione di quantità. Volete farla evolvere i vostri bambini a scuola? Fate smettere le operazioni di calcolo scritto, che sono procedure senza controllo cognitivo e sono soltanto di esercitazione diligente. Volete farla perché è bella per i quaderni a scuola? Va bene. Dopo fate calcoli a mente a piccoli gruppi, si chiama educazione tra pari, in giochi in cui si scambiano le strategie l'uno con l'altro, trovano le strategie di arrotondamento alla decina, di composizione, di scomposizione, di avvicinamento, di arrotondamento, tutte le strategie combinatorie, decidono quale strategia gli viene più funzionale, quale strategia invece non gli viene più funzionale. Questo meccanismo li potenzia nei processi e dopo voi vedrete che gli errori scompaiono. Perché scompaiono? Perché il sistema li controlla, invece qui non scompariranno mai.